Il primo tempo di questa highlights è offerto da Fratelli Lucchiari, azienda di est di vendita e noleggio macchine e attrezzature per l'edilizia, e Distillerie Bonon Lumberto, distilliamo bellezza per emozionarti ogni giorno. Amici giallorossi, un saluto da parte di Davide Mescole e benvenuti allo Stadio Comunale di Este per Este Campo d'Arsego. Il derby non è mai una partita come le altre per passione e per rivalità, ma ci siamo con il primo giro palla del Campo d'Arsego e allora divertiamoci. Picardi, basso per Poleto, che sistema. Poi va forte dentro per Giacomazzi di testa, ma è tutto fermo, fuori gioco. È ragionata avanti l'Este con il solito Giacomazzi di testa. Caporello per Poleto. Buona la sventagliata a destra a cercare Pinton, che ha passato in qualche modo molto bene qui. Pinton che in aria, Pinton è andato, Pinton per Aloia, che non c'è arrivato da sotto misura. Si è divorato il vantaggio qui l'Este. Caporello attaccato a Sanat, ma in qualche modo esce molto bene l'Este contro Monte, che ha aperto per Pinton, che la tocca per Aloia, però anticipato, e allora può partire il contropiede per il Campo d'Arsego. Aperto per Spaviero, che può andare all'1 contro 1 contro Pegoraro, può andare ancora, Spaviero calcia sul fondo, primo squillo del Campo d'Arsego. Palla a cercare Pegoraro, che però è cascato, ma tutto regolare secondo Costa. Ora parte contropiede per il Campo d'Arsego con Pasquato, che ha aperto a memoria dalle zone di Spaviero. La palla scorre veloce, ma Spaviero la tiene in qualche modo, cosa sicuramente non scontata. Ancora Spaviero che si accentra, poi calcia, blocca Galassi. Aloia in protezione, poi scarica per Pinton, che la stoppa, la ferma e la domestica. Ancora ferma la palla, poi palla per Aloia. La palla passa per Barzon, che è andato, Barzon calcia, Barzon! Brivido qui, mani sul volto per Barzon. Il secondo tempo di questa highlights è offerto da Mada SRL, azienda di est specializzata in directional drilling e TM costruzioni, dal 1983 artefici di imprese. Chiama uno schema Pasquato, c'è un trenino in mezzo, palla dentro, smanaccia Galassi, poi Perotta, Giacomazzi di testa lontana, e adesso il Campo d'Arsego spinge. Qui Pasquato calcia sulla barriera, poi ancora Pasquato con il sinistro alto. Era una buona occasione per il Campo d'Arsego, non sfruttata benissimo. Palla a cercare Aloia, poi Tramonte di petto la mette giù e prova a far avanzare i suoi. Pinton per Barzon, sempre grandi connessioni loro due. Buono il dai e vai con Aloia per Barzon, dall'altra parte è scappato dietro le spalle e Pinton visto servito, Pinton stop, Pinton calcia! Cosa ha salvato Lazzaro? Incredibile calcio d'angolo per l'Este. Dalla Bernardina. Riparte da Pegoraro. Pinton ancora a cercare Aloia, che in qualche modo si gira molto bene, può partire. E anche in zona tiro Aloia a sinistra, arriva forte come un treno Picardi, visto servito. Picardi in mezzo per Pinton! Ma ancora una volta è fuori gioco. Tutta l'Este a protestare.